forte rocca per chi spera, perché in Lui confiderà la grandezza del suo nome, la sua parola ancora, la gloria sua sarà per ogni età. La bontà del mio Signore mai finirà, forte rocca per chi spera, perché in Lui confiderà la grandezza del suo nome, la sua parola ancora, la gloria sua sarà per ogni età. Tu sei il Dio che c'è, il principio e la fine, e sul trono tu siedi eccelso Re, rimarrà nelle difficoltà, sul tuo trono Dio, e chi temerò? La potenza tua, Signore, chi può contenere? Loderemo il tuo nome, è sempre un nostro Re, degno sei di ogni onore, tutto a te noi doniamo. Tu sei Dio, nessuno è pari a te. Tu sei il Dio del cielo, il principio e la fine, e sul trono tuo siedi eccelso Re, rimarrà nelle difficoltà, sul tuo trono Dio, e chi temerò? Non cambi mai, fedele sei, chi fermerà il tuo grande amor? Non cambi mai, fedele sei, chi fermerà il tuo grande amor? Tu sei il Dio del cielo, il principio e la fine, e sul trono tuo siedi eccelso Re, rimarrà nelle difficoltà, sul tuo trono Dio, e chi temerò? Non cambi mai, fedele sei, chi fermerà il tuo grande amor? Non cambi mai, fedele sei, chi fermerà il tuo grande I limiti e le opportunità dell'intelligenza artificiale. Pertanto una parabola da riascoltare, fa pure la rima, quella del buon samaritano. Stamattina saremo intorno a questa parabola che è descritta nel Vangelo di Luca. Partiamo da una domanda che interroga le nostre coscienze. Quale notizia ha interrogato proprio le nostre coscienze in quest'ultimo periodo? Credo sia stata la notizia della consumazione di un delitto in diretta.
ripreso da più telefonini, ma senza che nessuno sia intervenuto per evitare proprio quell'omicidio. Il professor Fiasco, sociologo, lunedì mattina, proprio lunedì scorso, avrebbe affermato: dov'è finita la responsabilità? Dov'è finita la responsabilità di chi si dovrebbe frapporre in una lite come a costituire una barriera per evitare il peggio? I fatti sono quelli accaduti a Civitanova Marche, sì documentati dalle riprese dei telefonini, utili, quindi ripeto, utili di conseguenza alle indagini post-omicidio, ma è mancata quella presenza attiva, così la definisce il sociologo, che avrebbe potuto evitare quell'omicidio interponendosi al conflitto e il cui epilogo ha avuto un forte eco dagli organi di stampa locali e nazionali. E in questo modo ha interrogato anche le nostre coscienze. L'interposizione è garantita quando una persona o più persone cercano di dividere altre che se le stanno dando di santa ragione, come si dice, anche con il rischio di prenderle. Tante volte chi si è intromesso in una lite le ha prese e in un certo senso ci ha rimesso. Eppure ha sentito l'istinto di andare e di fare qualcosa. È una responsabilità immediata. Mettiamoci nei panni di chi interviene in quel momento. Quasi istintiva, direi anche un po' azzardata, che non tiene conto dei rischi che si possono correre, ma che si rende necessaria. È come un impulso che ti parte da dentro e devi fare qualcosa. Spesso chi è stato protagonista, interponendosi in un conflitto, avrebbe anche detto: mi è andata bene, poteva andar peggio. Spiegava il sociologo che quel tipo di violenza, se si fosse perpetrato in un contesto diverso, nei pressi di un vicinato magari, o di una comunità più ristretta, forse non sarebbe accaduto, almeno nel modo come poi è accaduto. L'intervento detto dal sociologo sarebbe stato come quello del buon samaritano, quindi è lui che ci ha proposto la riflessione sulla parabola del buon samaritano, che non ha visto chi era per terra, non si è posto nessuna domanda preventiva, non si è limitato all'osservazione della vittima, come se avesse in mano un telefonino, ma ha offerto una presenza attiva ed immediata nel caso in questione avrebbe risposto ad un urgente bisogno. Il dramma nel dramma, documentato sì dai telefonini, più di uno, tutti puntati su quella lite, e quei telefonini hanno solo raccontato gli eventi senza cambiarli, perché è mancata una presenza attiva che si potesse interporre in quel conflitto. Ulteriore domanda: solo raccontare oppure anche cambiare qualcosa? A volte lo schermo ci ingoia e ci rende anche inefficienti, quasi inerti. Perfino la violenza che è continuamente documentata ci lascia indifferenti, ci aliena dalla realtà degli eventi, ci lascia dimenticare gli elementi essenziali della vita stessa, che non è solo la nostra, ma riguarda anche quella degli altri. Forse presi da un certo narcisismo, che ci lascia solo pensare a noi stessi e proteggere noi stessi, invece che anche connessi alla vita degli altri. A volte gli altri urlano una richiesta di aiuto, che viene solo documentata da un telefonino. Se dovesse capitare qualcosa del genere, solo magari un tafferuglio a scuola, ragazzi, intervenite, fate qualcosa, magari urlate solo, chiedete aiuto, dividete una lite, se è possibile, perché a Pescara non è stato possibile la settimana scorsa, perché si sono sparati con delle armi da fuoco. Però laddove è possibile facciamo qualcosa.
Anche le testate giornalistiche hanno dovuto prendere la mira. Quando dico prendere la mira, centrare il bersaglio. Passatemi questo termine. Migrante ucciso, ambulante ucciso, ucciso un uomo che chiedeva l'elemosina. Sono i vari modi per descriverlo senza neanche nominarlo. Piuttosto dire che è stato ucciso a Alika Ogokowu. Sarà pure difficile per me pronunciarlo, ma aveva un nome e un cognome che lo identificava tra gli altri, lo rendeva parte di una comunità, aveva una moglie, un figlio, una residenza, era riconosciuto da quella comunità. Allora vorrei tentare di rileggere una parabola, quella del buon samaritano, affinché ci sia l'occasione di ripensare ad una responsabilità proattiva che ci prepari prima e ci spinga poi verso gli altri. Non solo informare o documentare, ma trasformare gli eventi. Se perdiamo il senso di comunità, anche quella che si vive in città, stiamo perdendo anche la nostra umanità, che ci distingue da tutto il resto che Dio ha creato. Vangelo di Luca, capitolo 10, testo di oggi. Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova, dicendo: Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù gli disse: nella legge che cosa sta scritto? Come leggi? Egli rispose: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso. E Gesù gli disse: hai risposto esattamente, fai questo e vivrai. Ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: e chi è il mio prossimo? E Gesù rispose: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté nei briganti che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada, ma quando lo vide passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita giunto in quel luogo lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano che era in viaggio giunse presso di lui e vedendolo ne ebbe pietà, oppure compassione. Avvicinatosi, fasciò le sue piaghe, versandogli sopra olio e vino. Poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo condusse a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno dopo prese 2 denari, li diede all'oste e gli disse: prenditi cura di lui, e tutto ciò che spenderai di più te lo rimborserò al mio ritorno. Quale di questi 3 ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? Quegli rispose: colui che gli usò misericordia. E Gesù gli disse: va e fai anche tu la stessa cosa. Quello che sappiamo è che un uomo scendeva da Gerusalemme verso Gerico, come Alika camminava nelle vie di Civitanova Marche. Un uomo come lui, che si imbatté, dice il testo, in un violento incontro. L'uomo descritto nella parabola fu spogliato, quindi privato anche della sua dignità. Venne ferito, probabilmente reagendo a quel violento attacco dei briganti, lasciato quasi morto al ciglio della strada. Qualcosa di simile è accaduto anche lì, ad Alika, soltanto che l'avventore non era interessato ai suoi vestiti, neanche ai suoi soldi, forse ne aveva pochi, ma alla sua vita. Quello che riguarda la nostra storia oggi è chi è il samaritano, perché il suo altruismo assomiglia a quello di Dio e quando imitiamo il samaritano, allora portiamo Dio con noi e gli altri se ne accorgeranno.
È il samaritano che risponde pienamente alla domanda del dottore della legge attraverso la sua vita, ponendosi in quella prossimità dello sventurato. Ecco cosa è accaduto a Civitanova. È mancata una prossimità di qualcuno o più di uno che potessero proteggere la sua vita. Sia il levita e sia il sacerdote passano oltre. Anzi, il testo evidenzia il loro disinteresse all'uomo che giaceva per terra ferito, senza vestiti, perché cambiarono, ci dice il testo, direzione nel percorso, andando dall'altra parte della strada. È proprio l'indifferenza che ci rende meno umani di quello che dovremmo essere. Quel giorno erano accesi solo dei telefonini in una città. Forse qualcuno poteva fare qualcosa. La differenza è tra chi solo vede e chi fa anche qualcosa. Magari, come dicevo prima, bastava solo urlare. Ecco il nostro tempo del sempre connessi, ma anche a volte disconnessi dalla realtà creata. Quindi l'essere connessi, sempre connessi, non significa che siamo connessi in tutto ciò che è intorno a noi. Sappiamo tante cose. La tecnologia iperinforma, ma non trasforma, a volte aliena. Sia il sacerdote sia il levita erano lì per caso, potevano usare il caso come un'opportunità, ma le loro scelte sono state caratterizzate dal lasciare quel corpo a terra, anzi anche evitarlo attraversando dalla parte opposta. Versetto 30, ecco la scena. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté nei briganti che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada, ma quando lo vide passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita, giunto in quel luogo, lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. Una domanda intelligente e provocatoria viene proprio dal dottore della legge, versetto 29. Ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: chi è il mio prossimo? Chi è il mio prossimo? Chi è il tuo prossimo? È colui che è fuori dalla cerchia dei tuoi affetti e dei tuoi interessi. Ecco chi è il mio prossimo. Il samaritano è un modello che ci spinge verso un'ulteriore prossimità. Come dirci di ampliare il cerchio dei nostri interessi e dei nostri affetti. Il samaritano ci sorprende in questa apertura che provoca anche il nostro disinteresse verso ciò che non ci riguarda. Quel giorno ci si è comportati come il levita e il sacerdote, che hanno solo visto e sono passati oltre. La nostra umanità ci ricorda che un conflitto non si debba solo vederlo, ma fare qualcosa per quel conflitto. Ci si dovrebbe sempre impegnare a mettersi in una postura tale da mettersi in mezzo a quella situazione, perché apparteniamo alla stessa comunità, che non è solo quella che è qui presente, ma è una comunità più ampia, che è caratterizzata da questa umanità che ci diversifica da tutto il resto. Il sacerdote e il levita rappresentano il ruolo che ognuno di loro avrebbe dovuto avere anche in quella circostanza. Erano loro i chiamati ad essere come il samaritano si è comportato. Entrambi avevano un ufficio, una responsabilità, ma la risposta reale è stata selettiva, non mi riguarda e negligente, perché il cerchio era stretto. Quello era il modo o il mondo dove loro operavano. Nella scena si sono isolati, pensando solo a loro stessi. Chi è il mio prossimo? È la domanda a cui rispondere, ma anche riaffermare un attributo di Dio, la sua vicinanza. Quindi quando io penso al prossimo,
in un certo senso incarno Dio che è vicino agli altri. Porto questo modello. Nella misericordia del Samaritano Dio si avvicina all'uomo ferito a terra e quasi morto. Stiamo vivendo un'era che ci disumanizza, perché siamo spinti solo verso noi stessi ed è sempre più difficile ricordarsi che siamo sacerdoti. Abbiamo una responsabilità regale, non solo verso coloro che sono nella nostra cerchia, ma anche verso il migrante, l'ambulante, colui che chiede l'elemosina. Così Alica è stato definito proprio da alcuni quotidiani. È il samaritano che si avvicina ad un uomo, è uno straniero che ci insegna ad essere prossimi in contrasto a coloro che evitano e passano oltre. Versetto 33. Ma i ma della Bibbia sono straordinari perché cambiano il modo di pensare e rivoluzionano il modo di pensare, perché ci riportano a Dio, ci riportano al modo di pensare di Dio. Ma un samaritano che era in viaggio giunse presso di lui e vedendolo ne ebbe pietà, come dicevo prima, compassione. Avvicinatosi, guardate le dinamiche, fasciò le sue piaghe versandovi sopra olio e vino, poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo condusse a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno dopo presi 2 denari, li diede all'oste e gli disse: prenditi cura di lui e tutto ciò che spenderai di più te lo rimborserò al mio ritorno. Non è lì per caso questo samaritano, ma è in viaggio e porta con sé diversi strumenti utili per intervenire. Ha la sua cassetta di pronto soccorso, quella che è obbligatoria adesso nelle nostre auto anche. Cosa c'ha? C'ha delle bende, poi c'ha vino e olio. Ha un disinfettante e un cicatrizzante. Come anche del denaro da destinare al soccorso. Può insegnare ad altri a fare la stessa cosa, anzi paga con i suoi denari, educa un oste, un locandiere affinché si eserciti, pensate, si eserciti a spese del samaritano alla cura degli altri, quindi è anche un insegnante. Non aveva obblighi formali, come lo avevano i leviti e i sacerdoti, ma non rimane insensibile. È lo sconosciuto che si prende cura, assume una iniziativa, mette in campo una progettualità di cura, torna a verificare l'esito, paga il conto dell'assistenza. Non si muove a caso. Lo straniero, perché un samaritano e gli ebrei non andavano molto d'accordo. Ci sono le sue emozioni in gioco, il suo tempo, i suoi denari, fotografati in una semplice frase: ne ebbe compassione. I padri della Chiesa vedevano in modo allegorico nella relazione samaritano-uomo ferito a terra quasi morto l'incontro tra Cristo Redentore e quell'umanità ferita dal peccato, caduta a terra che viene soccorsa da Gesù che ne ebbe compassione. Quante volte leggiamo nei Vangeli: vedute le folle, ne ebbe compassione. Che cos'è questa compassione in realtà? Che a volte nel nostro vocabolario, nel nostro modo di pensare, è tutt'altro. Non è forse un'idea di prossimità? Non è un avvicinarsi a chi è ferito, non solo fisicamente, ma le ferite del cuore. Egli paga il suo prezzo affinché ci sia guarigione del malcapitato. Il samaritano ha avvertito l'urgenza di fare qualcosa in un contesto nel quale altri sono passati oltre. Ma Gesù si è fermato
come ha fatto lui. Si è fermato verso questa umanità. A volte ci manca il fermarci e osservare che scaturisce proprio da quella compassione. Mi ha colpito l'affermazione del sociologo citato prima, tra l'altro docente nelle scuole di polizia di Stato. Questa è una cosa che ho scoperto dopo. Oltre a porre la domanda dove è finita la responsabilità, perché con quella abbiamo iniziato oggi, riflette anche sul fatto che la tecnologia aiuta, informa, ma anche illude. Perché diventa una barriera, si interpone al nostro fare, si partecipa, si ha l'illusione nel riprendere di partecipare, è come dire a se stessi c'ero anch'io sulla scena. Perché questo è il sempre connessi. Ci sono, ci voglio essere e voglio che gli altri lo sappiano, perché poi lo pubblico. E poi non ho fatto nulla per cambiare quella situazione. Allora la questione ci riguarda nello stesso modo come il Levita e il sacerdote si sono sentiti autorizzati da loro stessi ad andarsene, nonostante avessero anche un ruolo che li obbligava a fare qualcosa. Forse solo una frase del genere. Meno male che non è capitata a me. Poteva capitare a me. Magari aveva più soldi di quell'altro. Però non è capitata a me, me ne vado. Ecco che negli ultimi minuti vorrei dedicarli all'intelligenza artificiale, come dovrebbe essere al nostro servizio, senza farci dimenticare le nostre responsabilità nella comunità nella quale viviamo, che è la famiglia, la scuola, il gruppo degli amici e, dato che siamo qui, anche la Chiesa. Che cos'è l'intelligenza artificiale? È l'abilità di una macchina di mostrare capacità umane, quali il ragionamento, l'apprendimento, la pianificazione e la creatività. I sistemi di intelligenza artificiale sono capaci di adattare il proprio comportamento analizzando gli effetti delle azioni precedenti e lavorando in autonomia. I sistemi di intelligenza artificiale offrono l'apparenza virtuale di una presenza. Se io nomino il nome di una donna qui dentro, mi risponderà, ma non lo posso fare, perché potrei spegnere anche tutto l'impianto, perché alcune cose sono connesse al suo servizio. Quindi l'intelligenza artificiale ci offre un servizio. Possiamo comprare in rete e siamo aiutati a farlo. Anzi, l'intelligenza artificiale rileva i nostri interessi e pubblicizza ciò che ci piace vedere e comprare. Il telefonino usa l'intelligenza artificiale al fine di farci personalizzare il più possibile le proprie funzioni, fornendo suggerimenti, aiutandoci nelle impostazioni. Rispetto alla tecnologia di oggi, i telefoni di oggi sono molto più intuitivi di quanto lo erano i primi. Tenete conto che l'intelligenza artificiale viaggia nel nostro mondo occidentale da più di 50 anni. Traduzione automatica, per gli ignoranti dell'inglese, è un grande aiuto. Tradurre un libro in inglese in italiano. Traduzione. Viabilità? Non sapete che i semafori sono aiutati e agevolati dall'intelligenza artificiale? Il flusso del traffico, come ridurre il traffico in quella ora del giorno. C'è un'intelligenza artificiale che elabora delle criticità per risolverle. Versetto 25. Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova, dicendo: Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: nella legge che cosa sta scritto? Come leggi? Guardate come Gesù cerca di rifocalizzare il suo modo di osservare le scritture. Come leggi? Ma che cosa hai letto fino a ieri? Cosa stai leggendo oggi? Cosa stai ripetendo a memoria oggi? Come leggi? Egli rispose:
Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua e il tuo prossimo come te stesso. E Gesù gli disse: hai risposto esattamente. Ma guardate che Gesù fantastico che abbiamo. Hai risposto esattamente. Bravo. Fai questo e vivrai. Ma che grande opportunità, anche a chi lo provoca. Fai questo. Cosa deve fare il dottore della legge che la IA, l'intelligenza artificiale, non sa fare? Cosa ci distingue e ci caratterizza da tutta questa intelligenza che ci aiuta, ci informa, ma non può sostituirsi al mio prossimo? Non deve neanche sostituirsi a Dio, perché in entrambe le direzioni, quella verticale e orizzontale, quindi relazionale, sono chiamato e chiamata ad amare e ad andare, uscire da me stesso, muovermi e risolvere anche situazioni di conflitto. Il dottore non cerca la verità, cerca solo di autogiustificarsi. Allora si tratta questa mattina di fare una domanda non solo intelligente, che fotografa una situazione, ma che sia in grado di farci cambiare direzione e partecipare attivamente alla sua conosciuta risposta, che ha trovato attuazione proprio nel Samaritano. Non dimentichiamo che abbiamo anche una vocazione, oltre ad essere serviti, aiutati nell'era dell'intelligenza artificiale. Vero è che quell'omicidio è stato ripreso, a volte una telecamera racconta e favorisce nelle indagini e nella risoluzione di un delitto che si è consumato, ma è nell'amore che questa umanità potrà sussistere, perché l'intelligenza artificiale non ci aiuta fin lì. Amare Dio e amare il prossimo ci spinge a servire piuttosto che essere serviti, come avviene di solito proprio con l'intelligenza artificiale. Ne abbiamo bisogno, non voglio essere frainteso, ma dobbiamo trovare un equilibrio. Allora qual è l'equilibrio che ci aiuta? Proprio il comandamento. Ama il Signore con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, cioè ricerca le vere priorità. Poi lasciati pure servire, perché ne abbiamo bisogno. Un semaforo che non funziona è un bel problema. Faccio solo un esempio semplice. È proprio nell'andare al Padre Celeste, nel ricollocarlo al di sopra di tutto e di tutti, che la nostra umanità sarà più interessata ad andare verso gli altri, come ha fatto il Samaritano. La parabola ci ricorda la vocazione primaria. Siamo creati per vivere e non da soli. Siamo chiamati ad esercitare un abbraccio, che non è solo un'azione che ci spinge con favore verso l'altro, ma anche fare qualcosa per l'altro. Ecco perché Dio ha iniziato la creazione con l'uomo e la donna, e quando la donna non c'era ancora, ha ritenuto quel lavoro incompleto. È questa l'idea geniale di Dio, di donarci un prossimo, di donarci il prossimo, di farci esercitare al prossimo. Cuore, anima, forza e mente sono le caratteristiche che ci rendono creativi, come lo è stato il Samaritano. I limiti della tecnologia sono quelli di ritenerci sazi di ciò che essa ci offre, ma ci distoglie dall'urgenza di andare verso il prossimo. È la risposta attiva, dirà il sociologo, che ci rende una comunità. Egli passò accanto all'uomo sventurato e in quell'occasione ciò che vide si trasformò in pietà, si avvicinò, fasciò le sue piaghe e versò olio e vino, i disinfettanti, oltre ad essere beni preziosi. Significa che li ha sottratti ai suoi piaceri e li ha dati al servizio degli altri. Lo mise sulla propria cavalcatura, significa scendere dalla cavalcatura e metterci l'altro, significa camminare a piedi, c'è sacrificio. Infine pagò per quelle cure, indirizzando altri a continuarle.
a favore dell'uomo sventurato, tra violenza e indifferenza, i limiti e le opportunità dell'intelligenza artificiale. L'unica soluzione è quella di partecipare, e concludo, agli eventi che scaturiscono intorno a noi in modo attivo, caratterizzato dall'amore per Dio e per il prossimo. La tecnologia ci serve, ma non risolve ciò che il comandamento afferma. La tecnologia viene verso di noi, ci nutre, ci soddisfa, ci sazia, è al nostro servizio, mentre il comandamento ci spinge a servire gli altri e andare verso quella prossimità che poteva anche cambiare qualcosa. Quindi imparare a bilanciare, ecco, usando un equalizzatore, imparare a bilanciare, non rifiutando ciò che la tecnologia ci offre, ma anche non dimenticando il comandamento che il dottore della legge conosceva molto bene, ma probabilmente non lo ha compreso fino in fondo. Però qual è il vero samaritano? È proprio Gesù, perché sa utilizzare quella circostanza per sanare anche il cuore del dottore. Gesù gli disse: va e fai anche tu la stessa cosa. Gesù dà speranza, offre speranza anche a lui. Va a rivoluzionare il suo cuore, che pensa ed agisce solo per se stesso. Fai anche tu la stessa cosa, perché se segui le mie indicazioni, tu vivrai. Io sono la via, la verità e la vita. C'è speranza anche per chi lo provoca. C'è speranza anche per il dottore della legge. Cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Eccola davanti a te, la vita eterna. Sono io, la vita eterna. Fai queste cose e vivrai. Io sono. E io sono anche per te. L'Evangelo ha la forza di trasformare le nostre vite durante il viaggio. Amplia la nostra visione di avere interessi solo verso alcuni. Piuttosto ci indirizza ad allargare gli orizzonti, perché nel momento in cui ci confrontiamo con i più deboli vedranno l'amore di Dio nella cura che offriamo nei loro riguardi. Che Dio ci benedica, vi benedica. Stringimi, oh Signore, e non lasciarmi mai. Io mi dono a te, Gesù, a te che vero amico sei. Nulla cerco più, voglio solo te. Chi supplirti mai potrà? Brucia il fuoco del tuo amore. Mostrami la via ed io ti seguirò. Io voglio te.
Stringimi, oh Signore, e non lasciarmi mai. Io mi dono a te, Gesù, a te che vero amico sei. Nulla cerco più, voglio solo te. Chi supplirti mai potrà? Brucia il fuoco del tuo amore, mostrami la via.